Buongiorno a tutti, io porgo il saluto da parte dell'Associazione per la Costituzione di cui faccio parte. Diamo quindi benvenuto al pubblico e ovviamente alla relatrice, alla costituzionalista Sanja Baric, che viene dalla vicina Repubblica di Croazia. Ecco, grazie a lei il festival getta lo sguardo oltre i confini nazionali per vedere un attimo cosa accade anche nei paesi vicini. Noi diamo il benvenuto in questa sede prestigiosa che è sede della Biblioteca Wagneriana, una tra le biblioteche civiche più antiche e importanti d'Italia. Ma anche questi luoghi hanno una storia perché custodiscono un po' le memorie della San Daniele democratica, perché sotto questo palazzo si riuniva l'Arengo, che era il Consiglio dei Capifamiglia, l'Assemblea cittadina, e poi anche in questo stesso palazzo si riuniva anche il Consiglio dei 12, che era l'organo di governo, e al giorno d'oggi si riunisce, come lei vede dai banchi, anche il Consiglio comunale. San Daniele nel tempo ha avuto tutta una serie di prerogative rivendicate sia a Venezia sia al Patriarcato, e quindi ha avuto anche una sua piccola autonomia amministrativa e giurisdizionale. Ecco, quindi c'è anche questa storia importante. Come importante ovviamente la storia della vicina Repubblica di Croazia, che praticamente ha scelto l'indipendenza nel 90, mi sembra, ecco, e poi quindi si è sganciata da quello che era lo Stato federale di cui prima faceva parte assieme alle altre repubbliche dell'ex Jugoslavia. Ecco, allora l'argomento che tratterà la professoressa Baric è quello della legittimità delle corti costituzionali, praticamente tra legalità e giustizia, portando nello specifico l'esperienza della Corte croata. Quindi si pone sempre il problema di garantire da un lato la legalità formale e dall'altro quello della giustizia percepita come tutela anche dei diritti individuali. Questo è comune un po' a tutte le Costituzioni. Ecco, vediamo un attimino nel caso specifico loro, che vengono anche da una Costituzione tutto sommato recente, che ha avuto anche delle modifiche, mi sembra, per cui si è passati da un sistema semipresidenziale a un sistema di democrazia, quindi rappresentativa, popolare, e poi mi sembra ci sia stata un'altra modifica, cosa che non è riuscita qua in Italia, si è passati al monocameralismo, giusto? Bene, al bicameralismo. Allora, adesso la parola a una studentessa del Manzini per una breve illustrazione del profilo della relatrice, quindi la parola direttamente a lei. Grazie a tutti. Sì, come ha già anticipato, io presento in breve, diciamo, faccio una sintesi della sua vita, di ciò che ha fatto. Madonna, sì, la mia vita, È molto breve, guarda. Molto breve, sì. Fuori. Allora, Sanja Baric ha studiato presso l'Università di Rijeka e Zagabria e presso la Central European University of Budapest. Tra il 2012 e il 2015 ha avuto l'incarico come esperto della Commissione parlamentare per la Costituzione e il sistema politico e nel 2014 invece per la Commissione presidenziale per la riforma della Costituzione. Nel 2015 invece è stata eletta presidente dell'Associazione Croata degli Studiosi di Diritto Costituzionale. Dal 2016 invece è componente del Comitato per la Pace e dei Diritti Umani dell'Accademia Nazionale Croata delle Scienze e delle Arti e ora è ordinaria di diritto costituzionale e direttrice della cattedra di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Rijeka. Questa è una breve biografia, magari lei può aggiungere qualche grazie. Cioè questo. Allora, ricordo solo brevemente che qui accanto a me c'è un quadro, un'opera figurativa dell'artista sandanelese Silvia Collavino, che ce l'ha gentilmente prestato, ed è una sua libera interpretazione della figura del magistrato. Forse questa maschera
sta a significare la terzietà, l'indipendenza della magistratura, comunque è stato concepito e realizzato in periodo di piena Tangentopoli, quando i magistrati, diciamo, hanno un po' risanato da noi la società, ecco, dai guasti, dai mali che c'erano allora. Quindi di nuovo grazie anche, vedo qua il marito, all'artista che ce l'ha prestato per la durata del festival. Ecco, la parola quindi alla relatrice, signora Solo. Devo usare, ma no, posso anche senza. Ah, vedo lei, perché se viene registrato, non so, vedo lei ma tanto lo teniamo acceso perché comunque. Va bene, allora grazie per l'invito. Sì, parlo italiano, però è un po' più facile avere il testo scritto, così posso sempre guardare un po' e capire cosa vuole dire. Allora, il tema che oggi sono chiamata a trattare è quello della giustizia costituzionale. Ad un primo sguardo tutti capiamo di che cosa si tratta. Si tratta di giustizia e si tratta della Costituzione, e ciò è corretto. Tuttavia, in realtà si tratta delle decisioni delle Corti Costituzionali che devono interpretare ed applicare le norme giuridiche di una Costituzione alla complessità della vita umana. Norme, badate bene, che quasi sempre sono molto scarne, molto aride, benché portatrici di un senso molto ampio. E qui iniziano i problemi. Prendiamo ad esempio il diritto alla vita. V'è una abituale formulazione costituzionale. Ciascuno ha diritto alla vita. Ma che cosa significa ciò? Abbiamo diritto alla morte? Nel caso in cui non desideriamo più vivere e non siamo in grado di porre termine alla nostra vita. Oppure esiste il diritto alla nascita di ciascun gamete risultante dalla fecondazione. Al fine di capire l'intero concetto del funzionamento della giustizia costituzionale, per poi guardare ad alcuni esempi croati, prima di tutto vorrei analizzare due aspetti: lo scopo generale dell'ordinamento giuridico e il principio di buon governo, buon governance, che comprende l'idea di equità e di uguaglianza. Certamente tratterò di ciascuno di tali concetti in maniera molto riassuntiva, con le dovute semplificazioni, tenuto conto del contesto in cui tengo la presentazione di oggi. Allora, prima di tutto lo scopo dell'ordinamento. Lo scopo di ogni ordinamento giuridico è quello di organizzare la coesistenza stabile e pacifica delle persone in una determinata comunità sociopolitica, e ciò nel rispetto di determinati valori materiali e formali di base. Ma di quali valori parliamo esattamente? Tali valori sono mutevoli nella storia umana. Gli ordinamenti giuridici delle democrazie moderne, come nostre, pongono a proprio valore fondamentale i diritti delle persone, dei singoli. Il senso, l'idea di fondo e lo scopo di tali ordinamenti sono la creazione di una adeguata realtà sociale volta al pieno ed incondizionato sviluppo di ciascuna singola persona, come dispone la Dichiarazione di Indipendenza americana del 1766. La vita, la libertà, la ricerca della felicità definiscono i valori fondamentali della civiltà contemporanea, non solo di tipo anglo-americano, ma anche di nostro, europeo. Anche in Francia, vi richiamo quella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che conteneva la stessa definizione della libertà, una definizione che è valida ancora oggi. Oggi, dunque, utilizziamo il sintagma diritti umani riferendoci ai diritti fondamentali di ciascun individuo, diritti sanciti non solo dalle Costituzioni nazionali come italiana o croata, ma anche da numerose convenzioni internazionali. Possiamo in realtà dare una risposta all'interrogativo che cosa siano i diritti umani, ovvero quali diritti vadano ivi annoverati, soltanto seguendo lo sviluppo storico delle società umane e prima ancora, direi, lo sviluppo della coscienza umana. Precisamente l'ampiezza dei diritti umani varia nel rispetto dell'evoluzione della nostra moralità, del nostro altruismo, della nostra coscienza circa le esigenze degli altri. Così, partendo dal diritto fondamentale alla vita e dalla libertà dalle torture, attraverso i diritti politici,
come libertà di riunione, di associazione e così avanti, oggi siamo giunti già a discussioni serie sul diritto umano all'acqua o al diritto all'accesso senza reti e internet. Già sulla base di questi esempi possiamo notare la differenza tra due concetti. Il concetto di legalità, nel senso di conformità rispetto a determinate leggi, sia che si tratta della Costituzione, delle leggi ordinarie o di un altro atto giuridico, il che sottintende anche la tutela giuridica, ovvero la possibilità dell'esercizio coatto di tale diritto. L'altro concetto è quello di giustizia, che suscita in noi una reazione morale, concetto di giustizia che sentiamo come qualche cosa inerente, qualche cosa di conosciuto, qualche cosa nostro, indipendente, al di fuori del diritto. Peraltro, spesso usiamo il concetto giustizia per valutare il concetto di legalità. Spesso riflettiamo o diciamo sì, questo è legale, ma non è giusto. O semplicemente il diritto e la giustizia non sono la stessa cosa. Sull'esempio dell'evoluzione dei diritti umani possiamo vedere come la nostra concezione del giusto in un determinato momento diviene parte dell'ordinamento giuridico, parte del corpus legale, del corpus costituzionale, divenendo così un diritto umano, parte della legalità. Ancora, quanto alla finalità dell'ordinamento giuridico, un'ulteriore importante caratteristica dell'ordinamento giuridico è garantire il rispetto da parte di un numero quanto maggiore di consociati, quelli cioè ai quali tale ordinamento è rivolto, voi, a me. È un'illusione credere che il funzionamento dell'ordinamento giuridico poggi su efficaci strumenti repressivi. La repressione militare o delle forze dell'ordine è un evidente elemento di tirannia, mentre la repressione giudiziaria, nel senso delle certezze e della celerità di reazione da parte dell'apparato giudiziario, nel caso di offesa o in caso di risoluzione di controversie tra privati, è un elemento di garanzia della stabilità dell'ordinamento. Nonostante ciò, il buon funzionamento dell'ordinamento giuridico, quello che chiamiamo buon funzionamento dello Stato di diritto, rule of law, in primo luogo e per la maggior parte dipende dal rispetto del medesimo da parte di un quanto più elevato numero di consociati. Noi accoglieremo l'ordinamento giuridico a due condizioni. Da una parte è necessario un attaccamento all'idea dell'ordine e dell'ordinamento, un'attitudine all'accettazione di un ordinamento oggettivo contrario a tendenze corruttive, tendenze clientelistiche, soggettivistiche e di progresso egoistico. Qui entriamo nel campo degli studi storici, sociologici o politici, o addirittura anche nel campo dei pregiudizi e dei stereotipi sullo Stato e sulle regole di ciascuna singola nazione. Come in Italia è simile in Croazia, quando si va più di sud si vede più disordine. È un stereotipo, no? Dall'altra parte, l'ordinamento giuridico deve essere degno di rispetto, e cioè deve disporre di caratteristiche inerenti per rendersi degno di stima. Questo ci porta al secondo concetto che desidero solo un po' spiegare, il concetto del buon governamento o quello cosiddetto buon governance. La storia della nozione di buon governamento, buon governance, si studia sin dai tempi di Aristotele. Nel XXI secolo, il nostro secolo, più spesso viene usato il termine governance educata. E badate bene, non si tratta di un'espressione colloquiale, questo è un termine tecnico e corretto che indica il contenuto ed il modo di governare negli stati moderni. Le caratteristiche di una governance educata sono state elencate dalla Commissione europea in un suo documento di 2001. Il documento si chiama, se vi interessa, il libro bianco su governance europea. Nel senso procedurale,
vi sono 5 caratteristiche: la trasparenza, partecipazione, la responsabilità, la coerenza e l'efficienza del potere. Ci sono poi anche i principi di proporzionalità e di sussidiarietà. Mentre quanto al contenuto troviamo il principio di uguaglianza e il principio di giustizia. Ma che significato hanno concretamente l'uguaglianza e la giustizia? Senza dubbio tali parole hanno una potenza retorica forte e convincente. D'altronde nessuno è contrario all'uguaglianza, nessuno è contrario alla giustizia. Nel corso dei secoli alcune delle più significative crociate sono state vinte nel nome dell'uguaglianza. L'abolizione della schiavitù, l'abolizione dei privilegi feudali, l'ampliamento del diritto al voto, il bando delle discriminazioni razziali, l'emancipazione delle donne, eccetera, eccetera. Allo stesso tempo, tali concetti uniscono due significanti paradossali. Sembrano essere una cosa unica per tutti noi, benché continuino ad essere cose diverse per individui diversi. La gente ha concezioni contrastanti dal concetto di uguaglianza e di giustizia. Taluni li utilizzano come argomenti a favore, mentre dall'altri come argomenti contro una stessa determinata cosa. Pensate ad esempio alle questioni riguardanti la concessione del congedo parentale alle solo donne, oppure al riconoscimento dei matrimoni omosessuali delle persone dello stesso sesso. Si usano gli stessi argomenti pro e contra, sempre nel nome di uguaglianza. Allo stesso tempo, quando diciamo che qualcosa è uguale, ciò non significa che sia automaticamente anche giusto, corretto e buono. Ad esempio, gli ebrei e le popolazioni rom ricevettero un uguale trattamento nei campi di concentramento di Hitler. Non di meno si trattò di un trattamento incredibilmente brutale e disumano. Non era giusto. E proprio perché ognuno di noi crede di sapere che cosa sia l'uguaglianza, che cosa sia la giustizia, è difficile spiegare che cosa questi concetti realmente rappresentino. Senza entrare nei dettagli, in questa sede va detto come le scienze sociali, e per effetto anche la scienza giuridica, abbiano sviluppato concetti quali quello di uguaglianza formale, parità di trattamento, di uguaglianza sostanziale, pari opportunità per tutti, e di giustizia distributiva, compensatoria, procedurale, anche nelle variazioni di giustizia egalitaria, utilitaria, contrattuale, libertaria, ma non andiamo nei dettagli. Quanto fino ad ora detto è servito per chiarire il campo assai complesso d'azione dei giudici costituzionali e per delineare il quadro dei dilemmi davanti ai quali questi giudici spesso si trovano. Tutti questi dilemmi sono quelli della giustizia costituzionale. Solo rendendoci conto di loro, di questi problemi e dilemmi, possiamo riflettere sulle decisioni delle corti costituzionali, talvolta lodate, dall'altra criticate. Volgiamo ora all'esempio concreto della Corte Costituzionale croata. Subito devo sottolineare le fondamentali differenze rispetto alla vostra Corte Costituzionale, cioè quella italiana. Mentre in Italia la questione della legittimità costituzionale può essere sollevata soltanto nel contesto di una concreta lite da parte di un tribunale ordinario, invece alla Corte Costituzionale croata si può rivolgere chiunque, anche voi, non si deve avere la cittadinanza croata, in qualsiasi momento, sollevando dubbi di illegittimità costituzionale di una singola legge. A parte questo, in Croazia esiste anche l'istituto del cosiddetto ricorso costituzionale, quale ultimo straordinario strumento giuridico che può essere invocato dinanzi alla Corte Costituzionale a causa di una asserita violazione dei diritti o delle libertà fondamentali dell'uomo garantiti dalla Costituzione croata.
Ciascun individuo che abbia esaurito i mezzi di impugnazione ordinari può alla fine indirizzare il proprio ricorso alla Corte Costituzionale, ovviamente soltanto se si tratta di violazione di un diritto umano. Per darvi un guardo più grande, l'evoluzione dell'ordinamento costituzionale democratico croato, come già detto, dal 90 fino a qui, riscontrabile su di un piano generale ma anche sul piano particolare della giurisprudenza costituzionale, si suddivide principalmente in 3 tappe: gli anni 90, dal 91 al 99, secondo dal 2000 al 2013 e terzo dal 1 luglio 2013, l'ingresso dalla Croazia nella Unione Europea. Quel primo periodo, anni 90, fu pesantemente influenzato dagli eventi bellici e dalle attività di ricostruzione post-bellica. Di conseguenza la tensione giuscostituzionalista fu quasi esclusivamente incentrata sulla mera preservazione del nucleo costituzionale, astendosi da qualsiasi approccio attivista. La Corte esercitò i suoi poteri con deferenza rispetto al potere esecutivo, siccome si trattava dello stato di emergenza. Così la Corte ha anche sostenuto 11 decreti presidenziali aventi forza di legge, sebbene contrariamente alla nostra Costituzione lo stato di emergenza non venne mai dichiarato ufficialmente e il Parlamento era in sessione al tempo dell'attuazione dei decreti e i decreti entrarono in vigore il giorno stesso della loro promulgazione. Tutto al contrario alla Costituzione, però la Corte diceva era il stato di emergenza. Ad ogni modo, la Corte difese alcuni principi fondamentali, quale la libertà di parola, il nucleo di base dell'autogoverno, il diritto effettivo all'appello. Durante questo primo periodo, anni 90, la Corte svolse la sua funzione in particolare alla stregua di una ordinaria, una regolare Corte d'appello, svolgendo nello specifico un compito di controllo giudiziario di legalità, piuttosto che usare veri ed appropriati metodi e principi essenziali al vaglio costituzionale. La forma delle decisioni della Corte seguirono lo standard dello schema giudiziario. Assai raramente furono richiamati accordi internazionali e comunque mai vennero applicati direttamente. L'inizio della seconda fase fu segnata dalle elezioni del nuovo governo di orientamento a sinistra, seguita dalle modifiche costituzionali che sono già state parlate un po', della fine del 2000 e nella primavera del 2001 è segnato l'accettazione e l'incorporazione degli standards costituzionali europei. Tra le varie decisioni del 2000, la Corte stabilì la diretta contravvenzione da parte della legge interna, legge croata, alla CEDU, Convenzione Europea dei Diritti Umani. La Corte iniziò a fare molto affidamento sulla giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo. Per citare le parole del Presidente della Corte dell'epoca, che sono molto interessanti, la professoressa Metz a quel tempo diceva: si trattò in quel periodo dell'armonizzazione del diritto costituzionale croato con gli standards giuridici europei. La Corte perciò in primo luogo ebbe l'esigenza di imparare e di comprendere il moderno diritto costituzionale europeo e comparato, ma allo stesso tempo la Corte ebbe il bisogno di interpretare la propria Costituzione alla luce del precedente, quello jugoslava, ed ancora di più la Corte ebbe la necessità al tempo stesso di prepararsi e di fornire molte importanti decisioni. Un periodo difficile per la Corte. Dopo le modifiche costituzionali del 2010, la Croazia fu formalmente pronta a fare il suo ingresso nella Unione Europea. E il terzo periodo: sarebbe stato ragionevole aspettarsi una descrizione a tutto tondo della terza fase, come se si trattasse di una fase post-transizionale, rilassata, con vagli costituzionali ben incardinati ed ampiamente accolti,
politicamente e pubblicamente. Eppure, infervorati conflitti ideologici combinati con la pesante crisi economica hanno messo dal 2013 al 2016, anche ad oggi, la Corte in una posizione piuttosto complicata. Al riguardo, la moda delle elite politiche di incolpare la Corte per i propri limiti e i propri errori si è rivelato un strumento molto accattivante e utile nella quotidianità della politica. In aggiunta, alcune responsabilità della Corte, specialmente in termini di capacità personali e di prestigio, danno corso anche a critiche giustificate, non solo critiche politiche. Allora la Corte, fino ad oggi, cioè in 26 anni di attività, ha risolto 94.000 casi. Si tratta evidentemente di un'enorme rassegna di decisioni di cui potevo parlare oggi. Tuttavia ho scelto solo 3 che contengono elementi di tensioni dei quali parliamo: legalità, giustizia, sentimento popolare verso giustizia e giustizia costituzionale. Quei casi che ho scelto si riferiscono alla giustizia sociale, alla evoluzione della unità di misura del diritto costituzionale e alla giustizia della transizione. Allora parliamo un po' in generale come la Corte ha risolto qualche problemi con diritti fondamentali. Di base, il dilemma della giustizia costituzionale nelle decisioni sui diritti umani è rappresentato dall'apparente conflitto rispetto all'ideale democratico al quale tutte le decisioni importanti dovrebbero essere prese dalla gente, dai loro rappresentanti, dal popolo, piuttosto che dai giudici che non vengono eletti dal popolo né devono rendere conto a nessuno. Un ideale conosciuto è che le leggi sono emanate dal popolo, mentre la giustizia viene decisa dai tribunali. Tuttavia, senza entrare nel merito del processo legislativo, senza la creazione della politica dai giudici. Ciò ovviamente non è corretto con riguardo alla giustizia costituzionale. Le decisioni della Corte Costituzionale già di per sé rappresentano un'espressione di politica costituzionale. La giustizia costituzionale non è la mera applicazione dei principi esistenti. Spesso essa è anche creazione di principi che servono quale metro in occasione della decisione, come un circolo vizioso. Sarà più chiaro quando vedremo gli esami. Primo esempio. Nell'anno 91 vi fu uno dei momenti più significativi e famosi per la Corte croata relativo alla creazione di orientamenti giurisprudenziali volti al potenziamento della rule of law, Stato di diritto, e dalla protezione dei diritti umani. La Corte abrogò delle disposizioni della legge sul riassetto pensionistico. Di che cosa si trattava un po' solo di fatti? Nel 1993 il governo croato smise a adeguare le pensioni al crescente tasso di inflazione e dal costo della vita, oppure seguendo il principio delle oscillazioni salariali, nonostante continuasse a farlo con gli stipendi. Il risultato di tali azioni fu che gli stipendi aumentarono il doppio delle pensioni nel periodo tra luglio 93 e dicembre 97, il che risultò con la conseguenza che per la pensione media fosse la metà del stipendio medio. Conseguentemente, lo standard di vita dei pensionati era la metà dello standard dei lavoratori che percepivano uno stipendio. Pertanto, la Corte statuì che tale soluzione giuridica mutò in siffatta misura lo status sociale dei pensionati che ciò causò una diseguaglianza dei cittadini e che per tale motivo la disposizione contestata contravvenne alle disposizioni costituzionali di base, il quale garantiscono l'eguaglianza, la giustizia sociale e lo Stato di diritto. La Corte non mise in discussione il potere del legislatore di regolare la nuova
assicurazione provvidenziale in linea con le capacità economiche dello Stato, ma al tempo stesso pose che i limiti dell'utilizzo di questi poteri del legislatore non devono mettere in questione i principi costituzionali fondamentali e i diritti fondamentali. Conseguentemente i pensionati ebbero il diritto a ricevere la parte non corrisposta delle loro pensioni. Ma va rilevato adesso il nocciolo della questione. La Corte Costituzionale in questa occasione ha dato la definizione di Stato sociale e di giustizia sociale, delineando i contorni del significato di tali termini, interpretando la Costituzione, benché non ci sia una reale concretizzazione del concetto di Stato sociale o di giustizia sociale nella Costituzione stessa. Non è chiaro quale cifra, quale percentuale emergerebbe dalla disposizione di carattere costituzionale che sancisce la Croazia è un Stato sociale e la giustizia sociale ne rappresenti uno dei principi fondamentali. Allora, in questo caso, vediamo che il vaglio costituzionale della giustizia ha prevalso sulla valutazione legislativa su che cosa dovrebbe concretamente essere la giustizia sociale. Il secondo famoso esempio di attivismo giuscostituzionale, di determinazione cioè degli standard costituzionali di giustizia, è rappresentato dalla decisione del 2000 nel cosiddetto caso dei prodotti di tabacco. La legge sulla limitazione dell'uso di prodotti da tabacco proibì la vendita dei prodotti da tabacco da parte di vendite automatiche, quelle macchinette, a partire del 1 gennaio 2000. La dibattuta proibizione comportò il ritiro del distributore automatici visto che si rendeva impossibile controllare se i prodotti da tabacco venissero venduti a minorenni. Tale misura ovviamente rappresentò una restrizione della libertà imprenditoriale e dei diritti di proprietà, ma fu ritenuta legittima perché c'è una ragione legittima, protezione della salute. E cosa ha detto la Corte? Il suo ragionamento diceva: restrizioni dei diritti costituzionali non sono accettabili quando era ovvio che non si fosse una ragionevole proporzionalità tra l'obiettivo e la modalità all'estensione della restrizione. Precisamente la legge lasciò soltanto 23 giorni agli imprenditori per riorganizzare le proprie attività e di fatto anche di meno visto che nel mezzo c'erano le festività natalizie. L'eccessivo carico imposto agli imprenditori avrebbe potuto essere compensato soltanto prescrivendo un lasso di tempo ragionevole, lungo abbastanza, per consentire loro di prepararsi per le nuove condizioni. Però qual era la questione? La peculiarità di questa decisione sta nel fatto che la Corte statuì che il principio di proporzionalità fosse un principio essenziale nell'ordinamento costituzionale croato, a prescindere dall'inesistenza di una simile disposizione costituzionale esplicita. Si trattò di una sorta di rilettura costituzionale, di una interpretazione costituzionale e teleologica sotto l'influenza della Corte di Strasburgo. Quale conseguenza di tale decisione, 9 mesi dopo, nel novembre del 2000, nostra Costituzione fu cambiata, rivista e adesso c'è un nuovo capoverso dicendo che qualsiasi restrizione della libertà e dei diritti deve essere proporzionato alla natura delle esigenze. Ma al tempo della decisione della Corte questa previsione non esisteva nella nostra Costituzione. E vengo al terzo esempio che illustra il conflitto più acceso tra il concetto costituzionale di giustizia e il sentimento generale per il giusto. È l'esempio di una decisione che è fondata da un punto di vista del diritto costituzionale, ma al tempo stesso è stata molto dannosa per la percezione che dal di fuori si dà della Corte Costituzionale croata. Si tratta del cosiddetto caso Hypo Bank, dal 2015.
La Corte Costituzionale si espresse in occasione di un ricorso costituzionale presentato da Ivo Sanader. Non so se conoscete, però Ivo Sanader era ex ministro degli esteri ed ex primo ministro. In base al giudizio finale, Sanader commise reato nel caso di Hypo Banca durante la guerra di indipendenza croata, commise il reato a Zagabria, anche nella Repubblica di Austria, nel periodo tra la fine del 94 e comincio di 95, allora 20 anni fa. Nel 2010 l'articolo 31 della nostra Costituzione è un po' complesso. Venne modificato mediante l'introduzione di un nuovo comma che stabilisce la prescrizione, guardate bene, si trattava del caso di 20 anni fa. Allora la Costituzione, il nuovo comma dice: la prescrizione non dovrebbe applicarsi ai reati di sciacallaggio in tempi di guerra, né a reati perpetrati nel corso di trasformazioni economiche, processi di privatizzazione, perpetrati durante la guerra di indipendenza croata e durante la reintegrazione pacifica, e così via, e così via, e così via. Ora, nel 2015, consapevole dei requisiti imposti dal Stato di diritto, gli Stati non possono interferire retroattivamente nelle ipotesi di prescrizioni relative al diritto penale, la Corte Costituzionale stabilì nella sua decisione che il nuovo comma della Costituzione permise solo con effetti pro futuro possibilità temporali illimitate per le persecuzioni penali di coloro che abbiano commesso tali crimini. Nel caso di Sanader, né la Corte d'Appello di Zagabria né la Suprema Corte di Croazia valutarono se il reato fosse prescritto alla data dell'entrata in vigore dell'amendamento costituzionale, trascurando di determinare se fosse possibile celebrare il processo. La sentenza venne cassata, Sanader fu liberato e la procedura ebbe a ricominciare dall'inizio dinanzi al Tribunale ordinario. Allora la Corte interpretò l'emendamento costituzionale nel rispetto dei beni noti ed accettati principi legali della certezza del diritto e della legalità, in particolare escludendo la proroga della prescrizione nei casi ove essa fosse già intervenuta. Non di meno, la Corte suscitò un serio risentimento da parte della politica e dell'opinione pubblica. Prima di tutto, quando questo Sanader, il primo ministro, all'improvviso rassegnò le sue dimissioni nel luglio del 2009, egli divenne un simbolo della corruzione in Croazia. Ma già il primo giudizio finale venne revocato dalla Corte Costituzionale. Il sentimento pubblico era terribile. In secondo luogo, la Corte, comunemente nota per i suoi tempi lunghi di reazione, visto l'enorme numero di ricorsi costituzionali, in questo caso decise in tempi insolitamente celeri, meno di un anno. E solo 6 mesi dopo il Presidente, il quale abbozzò l'emendamento costituzionale mentre era ancora professore di giurisprudenza, perse le elezioni presidenziali, e ciò pochi mesi prima delle nuove elezioni parlamentari. Si trattò di un caso grave da un punto di vista politico, ma la Corte indubbiamente dovette intervenire nel modo in cui fece, correggendo l'evidente errore delle corti ordinarie, a prescindere dal sentimento pubblico. Ma come vedete, la giustizia costituzionale in questo caso è in estremo conflitto con il senso popolare della giustizia. Come già anticipai prima, l'accoglimento delle decisioni della Corte Costituzionale in qualsiasi Stato dipende anche dalla qualità delle loro argomentazioni e dalla generale fiducia riposta nell'operato della Corte Costituzionale. Qui rinveniamo la particolare sfida con la quale si confronta la Corte Costituzionale croata. Visto che i giudici in Croazia sono eletti esclusivamente dal Parlamento, non sempre si tratta dei giuristi più validi ed apprezzati del Paese. Una Corte Costituzionale forte
si fa garante della limitazione dei poteri. Tuttavia, come si può notare in continuazione in tutti i paesi, pensate un po' cosa succede adesso negli Stati Uniti con il nuovo presidente Trump, ogni potere politico ama installare nelle corti costituzionali i loro giocatori, o se non lo può fare, perlomeno indebolire la Corte. Allo stesso tempo la guerra di indipendenza croata ha rallentato la transizione delle coscienze da un regime socialista non democratico ad una democrazia vera e propria costituzionale. In altri termini ha rallentato lo sviluppo, la comprensione e l'assorbimento dell'interezza del concetto di giustizia costituzionale. Non di meno, dobbiamo avere coscienza del fatto che il livello di giustizia costituzionale e di tutela dei diritti umani raggiunti non rimane sicura per sempre. Si tratta di un processo irreversibile e come le minacce si stanno avvicinando sempre di più, e non soltanto da fuori dell'Unione Europea. Guardiamo un po' lo sguardo alla Polonia, all'Ungheria, cosa succede. Riportiamo alla mente anche con quanta pressione aspettiamo l'esito delle elezioni nei Paesi Bassi ed in Francia. Il mio messaggio finale è che i diritti umani e il rule of law, lo Stato di diritto, siano valori per i quali vale la pena di lottare, mentre l'operato delle corti costituzionali, della giustizia costituzionale, per quanto complessa e alle volte incomprensibile per i cittadini, vada studiata, vada capita e vada assistita. Ecco, grazie.